E allora festa del papà, ma anche festa e soprattutto festa di San Giuseppe. Allora tanti riti e le tradizioni, cominciamo da una tradizione che abbiamo sentito nel nostro telegiornale, sconfina spesso poi in episodi di inciviltà, cioè quella delle vampe, ma ha un'origine molto antica. Ma le vampe diciamo che rimontano alla preistoria, forse al Neolitico. Era un modo come un altro, visto che c'era in attesa il mondo intero dell'equinozio di primavera, si cercava di invitare il sole con un fuoco. Il fuoco inoltre aveva quella grande caratteristica, quel grande potere di scacciare tutto ciò che c'era di corrotto e di nocivo. Lei dice una tradizione da conservare, però naturalmente, come dire, in ambiti diversi da quelli cittadini, con controlli. Sicuramente bisognerebbe creare dei luoghi dove si possa continuare questa bellissima tradizione della vampa, attenzione. Un'altra tradizione è quella degli archi di pane, gli altari di pane, penso a Salemi ma non solo. Ecco, anche questo da cosa deriva? Eppure questo è una cosa antichissima perché il pane è sacro, naturalmente. Non dimentichiamo che il pane è la più alta espressione del lavoro dell'uomo e della donna, perché l'uomo coltiva il grano, ma è la donna che fa il pane. Quindi il concetto della famiglia è evidente ed è chiaro. E in quell'occasione si servivano e si servono ancora sia dei pani salati che dei pani dolci. Creare questi altarini per esporre i pani che hanno significati votivi chiari, c'è un sacco di cosette carine, dal fiore al cavallino. Era un'occasione per ospitare una sacra famiglia. Quindi si ospitano quel giorno 3 persone, in genere sempre un uomo, una donna e un bambino. Oggi sono quasi tutti bambini, perché era un modo di raccomandare, dire a tutti quanto è sacra l'ospitalità. E c'è anche una storia di contaminazioni poi tra culture diverse dietro questo uso del pane. Perché dietro il concetto del pane c'è una contaminazione fra la cultura cattolica cristiana, la cultura ebraica soprattutto. E non dimentichiamo che Betlemme significa la casa del pane, però in Yiddish significa pure la casa della carne, quindi il pane visto come nutrimento principale. Ecco, restando in tema diciamo di nutrimento e di cucina, è il dolce principe di questa festa? Ma il dolce principe è la sfincia, che non si chiama sfingia in italiano. Sfincia è un termine che ci viene dall'arabo, sfanch, che significa spugna, perché in effetti rassomiglia a una spugna, sia nella forma, nella morbidezza che nel colore. E la sfincia di San Giuseppe è una tradizione classica. La ricotta che la fa da padrone. La ricotta è importante perché è il momento in cui nelle campagne siciliane si festeggia San Giuseppe con una tria fave e ricotta. La tria è lo spaghetto in arabo con fave e ricotta, oppure con la frittedda, che si può fare in due edizioni, quella con l'aceto, oppure se ne può fare una minestra con il ditale irrigato. C'è, per chiudere, una curiosità che ci riporta diciamo, a questa festa che magari in pochi conoscono? Una curiosità, per esempio a Palermo si celebra San Giuseppe con la pasta con le sarde, importantissimo perché ha un significato veramente. Il finocchietto, appena cominciano i primi calori della primavera, si indurisce e perde il piacere di quell'aroma di anice che ha. E poi, come dopo la pasta con le sarde, un classico assolutamente, e c'è il momento della vuopa. La vuopa che in italiano si chiama boga, che si può fare fritto arrostito e ha anche il potere di conservarsi con una bella cipollata. Insomma, pane, pesce, dolci, di tutto di più. Grazie, grazie molto a Gaetano Basile per averci voi. raccontato queste curiosità e essere stato con noi. Adesso per noi